Bentrovati amici, oggi con Don Salvo Bucolo vi proponiamo un ospite particolare. Si tratta di Ahmed Salama, è un ragazzo egiziano che vive qui in Sicilia da 10 anni. Per lui i primi tempi sono stati davvero particolari perché possiamo dire, Ahmed, che ti sentivi un pesce fuor d'acqua? Era tutto nuovo per lui, la terra, i colori, i profumi della nostra regione, ma anche i volti, la nostra gestualità. Tutto per te era nuovo e chiaramente eri un ragazzino, sei ancora adesso giovanissimo, ma 10 anni fa eri veramente molto piccolo. Immagino non siano stati facili i tuoi inizi qui in Sicilia. No. Come è andata? Però so che Ahmed invece si è integrato molto bene, è un attore molto promettente, quindi ha anche questo talento dell'arte, della recitazione, ha imparato anche il siciliano perché io ti ho sentito recitare in siciliano e sei fantastico. Beh. Ma raccontaci un po' la tua storia, cosa è avvenuto nella tua vita quando sei arrivato qui in Sicilia. Allora, io sono Ahmed, vengo dall'Egitto dal 2016. Dal 2016 proprio sono arrivato in Italia con una valigia piena di sogni e tante domande, perché all'inizio era tutto nuovo per me, come dicevi, non conoscevo né la lingua, né i gesti, né le persone, ma nel cuore avevo questo sogno proprio che ogni passo è un mosaico di quello che sono io adesso. Noi abbiamo intitolato questa nostra trasmissione Tra due mondi, un solo cuore, perché è chiaro che il tuo cuore è rimasto in Egitto, tu non puoi rinnegare le tue origini, il paese dal quale tu provieni, però qui hai trovato un'accoglienza, un modo di vivere che tu hai abbracciato. Certo, infatti l'esperienza proprio parte dalla mia vita in comunità. La vita in comunità è durata 10 anni, è stata la mia scuola proprio di umanità, che in questo lungo cammino loro passo dopo passo mi hanno aiutato tantissimo anche a superare tutte le mie paure. Quali erano le tue paure, se posso chiederti? Proprio le paure sono quelli che proprio io non ce la faccio, proprio parlando proprio in generale di qualsiasi cosa. Loro, gli educatori, proprio piano piano, con la pazienza ovviamente, perché con me quando ero più piccolo ce ne voleva tanto, passo dopo passo mi hanno aiutato tantissimo a superare tutte queste paure e anche facendomi integrare bene proprio con loro, anche avere rapporti anche all'esterno della struttura. Certo, padre Bucolo, è importante l'accoglienza, soprattutto quando sono questi ragazzini così piccoli, sono lontani dalla loro famiglia, dal loro paese, si ritrovano a dover convivere con un mondo che non gli appartiene, ma che in certo senso li accoglie e come li accoglie. Tutto dipende da come li accoglie. Esatto, qui abbiamo, a mio giudizio, la testimonianza concreta di un ragazzo, anzi di un bambino a 10 anni, che si trova incredibilmente in un mondo diverso dal suo, fuori da ogni programma, fuori da ogni aspettativa, e in questi 10 anni lui manifesta il fatto che si è pienamente integrato, quindi non solo accolto, ma lui si sente a casa sua. Ecco perché il titolo è Tra due mondi, un solo cuore. Sì, è vero, il suo mondo e il nostro mondo è diverso per tanti motivi, di tradizioni, di cultura, di religione, ma questo non significa che la diversità diventa un impedimento all'integrazione, perché c'è l'umanità, c'è il cuore umano, c'è la relazione. Ecco, lui ha sperimentato in questi anni la bellezza delle relazioni, quindi potremmo dire c'è stato un duplice lavoro, uno da parte di chi lo ha accolto, ma anche da parte sua il lasciarsi accogliere e integrare, a tal punto che, come abbiamo sentito già subito, non solo si è integrato, ma anche lui fa un servizio importante, quello di recitare. Ed è un modo in cui non è solo un'integrazione per un accomodamento così
posso Ecco, lo stiamo portarmi già avanti, vedendo in ma anche, spezzoni. esatto, è un'integrazione in cui lui esprime un suo carisma, un suo talento, una sua bellezza, e quindi questo ci permette di capire come l'integrazione è qualcosa di molto più grande, un'integrazione creativa, un'integrazione in cui lui esprime veramente se stesso e quello che lui è nel suo cuore. Sì, il teatro ti ha aiutato tantissimo, ma ti hanno aiutato, come dicevi, gli educatori. Beh, eri un bambino, 10 anni, è chiaro che eri spaventato, non sapevi come comportarti, non sapevi cosa dire, cosa fare, non conoscevi la nostra lingua. No, infatti la cooperativa proprio Marianella Garcia è stata come una casa, un luogo dove ho imparato il valore della solidarietà, perché dall'impegno di sentirsi parte di qualcosa di più grande, perché loro, grazie a loro, ho compreso di crescere non significa solo diventare autonomi, ma restare capaci di donare e di accogliere. Prego, prego. Infatti Continua. la comunità, gli educatori, la cooperativa, tutti insieme mi hanno dato radici e ali. Radici per ricordare da dove vengo e ali per volare verso ciò che desidero essere. E cosa desideri essere? Desidero essere la persona, non dico la persona più migliore del mondo, ma ha un paio di anni che io, come hai detto prima, faccio teatro. Il teatro non è solo una compagnia, non è solo una compagnia che viene chiamata per dare qualche spettacolo, invece il nostro gruppo è... Vediamo se riusciamo a sentire un po' di audio. Sei tu che stai cantando? Sì. Quindi non solo sai recitare, ma sai anche cantare, ma c'è qualcosa che dobbiamo dire. I musical che tu porti in scena assieme al tuo gruppo hanno sempre un valore etico, sociale importantissimo, perché sono musical dedicati a delle figure fondamentali e importantissime. Certo. Don Pino Puglisi, che ha speso la sua vita per gli ultimi, per i bambini, per i più piccoli. E poi ancora altri musical che avete portato in scena, che continuate a portare in scena gratuitamente, dobbiamo dirlo, Don Salvo. Sono dei ragazzi che si spendono, vanno in giro veramente per portare certi valori di integrazione. Madre Teresa di Calcutta, avete fatto un altro musical, ricordamene alcuni, io vado così. Vabbè, un po' a memoria. sono un bel po', infatti anche come Don Bosco, come chiamarlo, il portatore dei giovani, Esatto. perché è stato proprio lui, la sua missione era quella, era di dare ai giovani un futuro migliore. Ecco. Come anche San Massimiliano Kolbe, come tanti altri che proprio in questo momento è un pochino... No, ma diciamo anche il nome del gruppo. Certo, il gruppo è il gruppo teatrale Milizia dell'Immacolata, Esatto, che ha anche come responsabile un mio educatore che è Giovanni Salamone, che ha anche un ruolo fondamentale anche nella mia vita, perché è stato lui anche partecipe anche per non crescermi, è stato proprio lui la persona più vicina che mi ha aiutato anche ad integrarti. Questo per esempio che stiamo vedendo, che musical è? Questo è Padre Pino Puglisi. Ecco, molto bello. Bellissimo, veramente io l'ho visto e siete veramente molto molto bravi. Se poi consideriamo che non siete degli attori professionisti, ma ci mettete così tanta creatività, talento, che con pochi mezzi riuscite veramente ad emozionare il pubblico. Ma torniamo a te, Ahmed. Quindi il teatro, ma la prima figura, quella importante che ti ha da bambino aiutato a cominciare a prendere un po' più di sicurezza in te stesso,
Proprio, infatti la cooperativa rimane sempre, rimane sempre un punto, non solo un punto di riferimento, ma anche rimane per me una cosa importantissima, perché è stata proprio grazie a loro che io sono quello che sono ora, grazie ai loro Quali insegnamenti, erano i tuoi grazie a sogni quando tutto. eri piccolo? I miei sogni erano di diventare un imprenditore, Ah, ma non un imprenditore qualsiasi, un imprenditore che aiuta sempre gli altri, ecco. cerca di accogliere e dare sempre aiuto agli altri. Don Salvo, stiamo ascoltando questa bella testimonianza di Ahmed, quindi un bambino di 10 anni che già ha nel cuore questo desiderio di aiutare gli altri col proprio lavoro. Lui pensava di fare l'imprenditore, ora poi magari scopriremo quali sono i suoi nuovi progetti, giusto? Però già fin da bambino, un bambino che si ritrova così fragile per certi versi, Esatto, no? con le sue Però paure. già c'è questa scintilla nel suo cuore. Questo ci mostra in lui un'armonia, perché a volte pensiamo che chi viene da altri paesi, nei nostri paesi, viene soltanto per, potrei dire, per un interesse personale, per una realizzazione personale, che ci sta ed è giusto e sacrosanto, perché penso è il diritto di ogni persona umana a trovare la propria realizzazione, il compimento della propria vita. Però vediamo in lui che la realizzazione personale è possibile soltanto se c'è questa attenzione verso gli altri. Non è detto che perché uno desidera realizzarsi personalmente non gli interessa degli altri. Quindi vediamo in lui, possiamo dire, la sintesi fra io mi realizzo, ma mi realizzo facendo qualcosa di bello per gli altri. Giustamente lui ha parlato di imprenditore, non sappiamo ancora, è giovanissimo, si sa che i quindi bambini la sognano, sua c'è chi strada sogna è di fare aperta, ancora è l'astronauta. possibile. In ogni caso, di fatto, oggi sta facendo qualcosa con gli altri. Lui è sul palco a portare dei valori importanti, e mi piace anche sottolineare questa cosa, che coloro che fanno parte di questa compagnia sono cristiani, è una realtà cristiana, e con lui non è cristiano, lui ha la sua fede, ma questo non significa che non si può condividere gli stessi fini, e quindi qui ci dà una testimonianza per me importantissima, in un mondo in cui siamo divisi tra buoni e cattivi, in cui ci sono i diversi, in cui bisogna stare attenti alla diversità dell'altro. In lui abbiamo l'esempio che nella mia diversità, nella mia appartenenza, posso con persone di un'altra cultura, di un'altra fede, condividere gli stessi valori. E questo è grandioso. Il fatto che lui in questo è presente, dà un suo contributo e lo dà in modo dignitoso, in modo straordinario, diventa per me un seme di speranza, ma anche un seme di pace, perché anche la sua presenza in mezzo a noi ci mostra come è possibile vivere in modo pacifico, ma non come assenza di guerra, non come assenza di litigi o di malintesi, ma pace come costruire un mondo migliore, dare dei valori importanti. Costruire un mondo migliore si può, e noi lo testimoniamo con i nostri ospiti di volta in volta durante queste trasmissioni. Ci fermiamo per qualche istante e continueremo a parlare con Ahmed dei suoi sogni realizzati, quelli da realizzare. Vediamo, scopriremo pian piano Ahmed. A tra poco. Eccoci, stiamo dialogando assieme a Don Salvo Bucolo con Ahmed Salam, un ragazzo egiziano, adesso ha 20 anni, è arrivato qui che ne aveva appena 10, non conosceva niente della nostra isola, dei nostri gusti, delle nostre tradizioni. Si è integrato benissimo grazie a una cooperativa che lo ha accolto, lo ha educato, lo ha fatto studiare e adesso Ahmed è un bravissimo attore, si spende per gli altri, ma la sua particolarità è che a 10 anni già lui sognava di fare qualcosa per gli altri, quindi voleva fare l'imprenditore, ma sappiamo che i sogni dei bambini sono particolarissimi, no? C'è chi vuole fare l'astronauta, il pilota d'auto, quindi poi non sempre questo si realizza in realtà, però
già la cosa che abbiamo sottolineato con Don Bucolo è questo desiderio di spendersi per gli altri. In questo momento lo sta facendo con il teatro, continuando sicuramente a formarsi, ma c'è qualcos'altro che è entrato nella tua vita ed è lo sport. Anche quello ti aiuta ad entrare in contatto con gli altri, a condividere. Qual è lo sport che tu pratichi con anche grande bravura? Proprio l'altra esperienza è il rugby, che io ho praticato sempre da piccolo, che essere anche a contatto con persone che tu non hai mai visto proprio nella tua vita e cominciare a giocare con loro, a difendersi uno con l'altro, perché è uno sport che è, a prescindere che è uno sport di fisica. Sembra uno sport bello pesante, violento, infatti ma non è proprio così, perché il rugby è anche passione per chi lo ama praticare. E poi è un gioco di squadra, quindi a prescindere anche è un gioco di squadra, infatti il rugby proprio mi ha reso consapevole, proprio più determinativo, più uomo che quello che sono oggi. Senti Ahmed, quali sono adesso i tuoi sogni? I miei sogni è... Questa è anche una bella domanda che a volte ci penso, a volte non ci penso. Il mio sogno proprio è, come ti dicevo prima, di essere imprenditore, ma nel senso che essere d'aiuto sempre agli altri. Non un imprenditore che ha aziende, che vende merce o tutte queste cose, è un imprenditore, come chiamarlo, di chiesa, anche se io appartengo anche se io vengo da una religione diversa, un imprenditore aiutante degli altri. Infatti il mio sogno è, che fino ad ora ci sto studiando, è diventare un educatore. Ah, ecco, educatore. Quindi prenderti cura degli altri, esattamente come qualcuno quando tu avevi 10 anni si è preso cura di te, quindi fare altrettanto. Quindi ecco, in questo senso non è essere un imprenditore ma un educatore, no? Perché con la tua esperienza puoi farlo benissimo, sì, certo. Perché sai quali sono i sentimenti che può attraversare e i pensieri che possono attraversare un bambino di un altro paese che si ritrova qui veramente sperduto. Io all'inizio della trasmissione ho parlato di pesce fuor d'acqua, questo è un nostro termine quando diciamo che qualcuno non si trova nel suo habitat naturale, no? Viene sradicato. Sì, no, sono sempre più convinto, e lui neanche una testimonianza, noi tutti diventiamo sempre ciò che riceviamo. Cioè lui ha ricevuto a 10 anni, quindi mettiamoci ai panni di un ragazzino a 10 anni senza padre. Un bambino proprio che ha bisogno genitori, giustamente dei legami familiari, quindi immagino il suo cuoricino, immagino le sue paure, la lingua, o meglio forse non lo si immaginare, possiamo supporre. E il fatto che tutto questo è stato stracolmato da una realtà umana, da una comunità che gli ha dato non solo quell'attenzione, non solo ciò di cui ha bisogno, ma anche quell'affetto, quell'amore. Ecco, questa cosa qui che lui ha ricevuto, adesso sente di condividere e darla agli altri. Quindi ha ricevuto quella forza dell'amore tramite questa realtà della comunità, dell'educazione. Anche lui desidera fare questa cosa, quindi in genere, ed è bello questo, noi diventiamo ciò che riceviamo, noi vogliamo essere ciò che riceviamo e in questo caso, ed è bellissimo, ho usato anche un termine, voglio essere imprenditore aiuto della Chiesa, no? Giustamente qualcun altro dice, ma come, lui, egiziano, in altre religioni? Lo sai perché dici così? Perché è un'impresa effettivamente. È un'impresa, è una missione, ed è bellissimo il fatto che sperimenta questa bellezza, questo amore, questa solidarietà, perché mi piace anche ricordare una cosa molto importante, la parola cattolica in greco significa universale. Universale significa che la Chiesa di fatto è universale perché sa parlare con tutti, sa stare con tutti, sa interagire con tutti, per cui lui ha sperimentato la cattolicità della Chiesa, l'universalità in cui c'è posto per tutti, e la cosa bella sicuramente nessuno mai gli avrà chiesto, gli avrà forse, tra virgolette,
costretto di cambiare, ma l'ha accolto per quello che è, e questo per lui è stato un grandissimo dono che si porta dentro se stesso. Don Salvo, tu dici si diventa quello che si è ricevuto, però a me viene anche un altro pensiero, perché tanti nostri bambini che non hanno avuto il percorso di Ahmed, che vivono in una famiglia, che sono sicuramente molto amati, eppure non hanno questi, chiaramente non sto facendo di tutto un erba un fascio, però Chiaro. spesso non hanno di questi sentimenti, anzi spesso noi ci ritroviamo a parlare di adolescenti difficili, di bambini viziati, prepotenti, che tiranneggiano quasi quasi i genitori. Ecco, è un modo sbagliato di amare questi bambini. La colpa è sempre solo dei genitori e della nostra società, perché qui abbiamo l'esempio di un bambino che è stato educato da tante persone, non proprio dalla sua famiglia, quantomeno dai 10 anni in poi no, eppure animato da grandi sentimenti, da questo slancio missionario di amore verso gli altri. Certo. Allora, è chiaro, non possiamo fare tutte le erbe un fascio, però la prima cosa e forse l'unica cosa fondamentale che viene a dire è questa. Lui ha sperimentato che quanto gli è stato dato non era dovuto. Ha sperimentato la gratuità, persone a lui estranee, persone che non conosceva, persone in cui ha sperimentato che gratuitamente gli hanno dato quello che magari lui non pensava. Purtroppo, ed è un fatto anche reale e concreto, nelle famiglie ciò che i genitori danno e veramente danno con grande cuore, si innesca il dovuto, cioè è normale, è ovvio che mia madre, mio padre mi deve dare questo. E in questo voglio fare memoria di Papa Francesco, in cui lui insegnava le 3 parole magiche: grazie, permesso, scusa. Quando in una famiglia, e non sto dicendo cose strane, si perde la gratitudine, cioè tutto è dovuto che mia madre e mio padre mi deve dare questo, si perde il fatto dello scusa, no? Cioè il fatto di chiedersi scusa perché sbagliamo sempre, o del permesso, il per favore. Quando si perdono questi 3 capisaldi, si perde poi quella bellezza di cui Ahmed ci mostra. Quindi probabilmente, ripeto, non voglio fare un erba un fascio, mancando questo poi il risultato è diverso da quello che abbiamo qui davanti. Bene, e allora abbiamo conosciuto i sogni di Ahmed, possiamo solo augurargli buona vita, buon tutto, ma c'è un video che ti vogliamo far vedere perché è un regalo che dei ragazzi hanno fatto per te e poi magari tu vuoi a tua volta regalarci una cosa. Va bene. Allora, vediamo il video che io chiamo sempre iniziale, ma non lo è mai. Aiuto! Ti prego, aiutami. Quando scegli l'incontro e il rispetto, scopri che le radici e le ali possono convivere e che l'inclusione nasce da ogni tuo passo. Questo è un piccolo dono che dei ragazzi hanno fatto per te. Tu invece hai preparato qualcosa per noi, per i nostri telespettatori? Sì, io ho preparato, come si può dire, una poesia che dà anche coraggio a tutti gli altri ragazzi che non dico che non hanno avuto la mia stessa esperienza, ma anche loro possono averla. Quindi, infatti è intitolata Luci sul palcoscenico. E allora, il teatro non è solo un teatro, è un ponte che tra chi guida e chi lo vive, la scena, tra chi racconta e chi ascolta, tra un presente rumoroso e una storia che torna a brillare. Per un istante eterno, ed è proprio qui e in questa luce che non giudica, che i ragazzi imparano la cosa più vera, che anche nelle giornate storte, in quelle in cui li possa pesare. E le parole sembrano non voler uscire. Si può trovare un frammento di forza per provarci ancora, perché il palco è come la vita. Premia chi non si arrende,
chi rialza la testa e chi entra in scena comunque, con il cuore che trema ma non si spegne. E allora avanti ragazzi, date il massimo sempre, anche quando sembra difficile, anche quando vi sentite piccoli, perché è proprio in quei giorni che la vostra luce sa brillare più forte. Grazie, perché Ahmed ha voluto concludere questo nostro incontro proprio nel donare una poesia dove proprio esprimi i tuoi sentimenti, cosa si prova quando si sale su un palcoscenico, che poi è scuola anche di vita. Sì, perché quando si esprime la creatività, perché il palco diventa un'attività creativa, sicuramente lui ritrova se stesso, ritrova la libertà di essere se stesso e soprattutto ritrova anche la libertà di realizzare una cosa insieme ad altri. Ho avuto modo di assistere a più spettacoli di cui lui ha fatto delle parti importanti e posso ben testimoniare la grandezza di quando veramente lui opera e mostra, e io penso il fatto che lui sia qui con noi è una ricchezza, quindi venuto da un paese lontano, da un'altra cultura, ma riconosco che è un dono per tutti noi e di questo lo ringrazio, e che veramente possa continuare in questo intento, e sono sicuro che nella sua vita farà cose grandi, perché ha un cuore bello, ha un cuore nuovo, ha un cuore proprio innamorato della speranza, innamorato dell'amore, quindi gli auguro proprio il meglio di se stesso nella sua vita. E io mi associo a questi auguri di Don Bucolo, caro Ahmed, grazie per essere stato qui con noi, per aver raccontato un pezzettino della tua vita, della tua storia. Grazie ovviamente a chi ci ha seguito fin qui. Alla prossima.